Continua l'escalation criminale a Porto Empedocle, decine di colpi di arma da fuoco esplosi da un Kalashnikov a un'abitazione in Contrada Ciucafa. Il sindaco Martello chiede al prefetto di convocare il Comitato per la Sicurezza per garantire serenità agli empedoclini. Abbandonano i rifiuti in aree pubbliche notificati dai carabinieri 9 decreti penali di condanna. Si è svolto ieri sera alla cattedrale di Agrigento il giubileo dedicato agli artisti e agli operatori della comunicazione, alla presenza del cardinale Baldo Reina. Al via ieri sera la festa di San Calò con Venera Villa, stasera concerto di Lello Nalfino in piazza Stazione, domani l'uscita del Santo Nero alle 12 e la processione. Consegnati stamani al liceo Empedocle i diplomi dell'anno scolastico 24-25 e i premi dedicati a Finazzi Agro e Rita Buscemi. Al via oggi i saldi estivi in Sicilia, i consigli della Confcommercio. Inizia stasera al Teatro dell'Efebro la rassegna del teatro d'autore e musica con la commedia Le Baccanti di Euripide. Benvenuti con un nuovo appuntamento di TV Notizie di oggi sabato 5 luglio. Il fucile d'assalto AK-47, verosimilmente un Kalashnikov, sarebbe stato usato per esplodere decine di colpi contro la facciata dell'abitazione di proprietà di un nucleo familiare di Porto Empedocle, i cui componenti però sono tutti incensurati. Il grave fatto è accaduto nella nottata di ieri nel popoloso quartiere di Contrada Ciucafa. Dai carabinieri di Agrigento che si stanno occupando delle indagini non filtra ancora alcuna indiscrezione. Da chiarire le cause che hanno portato ignoti delinquenti a sparare contro l'immobile. Al momento non esiste alcun elemento che possa indirizzare le indagini nella direzione giusta. Ricordiamo che lo scorso 19 giugno, sempre a Porto Empedocle, la micidiale arma da fuoco, non si sa se era la stessa, era stata utilizzata per esplodere una trentina di colpi contro le vetrate di un panificio. I proiettili allora colpirono 2 auto e il prospetto di una palazzina e anche di queste indagini si stanno occupando i carabinieri. Episodi gravi che da qualche mese stanno mettendo letteralmente a ferro e fuoco la città di Porto Empedocle, decine di macchine bruciate, spari contro le attività commerciali, contro le facciate delle abitazioni e le auto in sosta. Il prefetto di Agrigento, proprio su quanto accaduto a Porto Empedocle, ha fissato una riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica per far sentire la presenza dello Stato ai cittadini. E il sindaco di Porto Empedocle, Calogero Martello, dopo gli inquietanti atti intimidatori avvenuti recentemente, chiede a Sua Eccellenza il Prefetto di convocare quanto prima un'apposita riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza e il Servizio. Sentiamo con l'appello del sindaco. La continua escalation di inquietanti atti intimidatori che si susseguono da ormai diversi mesi desta sera preoccupazione nell'amministrazione comunale presieduta dal sindaco di Porto Empedocle, Calogero Martello, che oggi in questa nota stampa afferma che la stessa è impegnata nell'attività di risanamento economico, sociale e culturale del tessuto cittadino e che condanna con fermezza tali atti, facendoci interpreti del sentimento di angoscia della comunità empedoclina e pur consapevole e grati di quello che stanno facendo le forze dell'ordine per garantire la sicurezza, soprattutto durante il periodo estivo che vede la presenza di molti turisti e di molti cittadini affollare le aree di maggiore aggregazione ricreativa. Auspichiamo, afferma il primo cittadino Martello, che Sua Eccellenza il Prefetto voglia convocare quanto prima un'apposita riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza al fine di definire gli opportuni interventi volti a garantire la serenità della comunità empedoclina. Abbandonano i rifiuti in aree pubbliche notificati dai carabinieri di Agrigento 9 decreti penali di condanna. Il servizio. I carabinieri delle stazioni di Agrigento e Villaseta, al termine di un'articolata attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Agrigento, hanno notificato 9 decreti penali di condanne a altrettanti cittadini
di Agrigento ritenuti responsabili di abbandono incontrollato di rifiuti in aree comunali non autorizzate. Le indagini, che si sono protratte per circa 4 settimane, hanno combinato l'impiego di telecamere nascoste, appostamenti e controlli mirati sul territorio, consentendo di documentare con chiarezza numerosi episodi di abbandono illecito di rifiuti. Le zone maggiormente colpite sono risultate Viale Sicilia, a Fontanelle, la via per Fondacazzo e il Bosco dell'Addolorata, deturpate dalla presenza di materiali di scarto. A seguito del vaglio del giudice per le indagini preliminari, i 9 individui sono stati destinatari di sanzioni pecuniarie comprese tra i 2.000 e i 3.000 euro, cui si aggiungono gli oneri per la bonifica e il ripristino ambientale delle aree inquinate. L'attività si inserisce nel più ampio impegno dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ambiente e del decoro urbano, con attenzione non solo al capoluogo ma all'intero territorio della nostra provincia. L'abbandono indiscriminato di rifiuti, oltre a ledere l'immagine del territorio, costituisce un serio pericolo per la salute pubblica e gli ecosistemi, con ricadute sull'intera collettività. Il Consiglio di amministrazione per il personale della Polizia di Stato nell'ultima seduta ha promosso alla qualifica di primo dirigente della Polizia di Stato Cesare Castelli, agrigentino, classe 69, coniugato, padre di 2 figli, in servizio in questa sede quale dirigente della divisione Pasi. Nel 2023 è stato nominato vice dirigente della divisione anticrimine della Questura di Agrigento, dove ha dato un fermo impulso alle attività sull'irrogazione delle misure di prevenzione personale. Inoltre ha gestito l'esecuzione della confisca dei beni per oltre 500.000 euro a carico del capo mafia della consorteria criminale di Palma di Montechiaro. Il questore di Agrigento Tommaso Palumbo rivolge più sinceri auguri di buon lavoro al neopromosso, esprimendo apprezzamento per il traguardo raggiunto e fiducia nel continuo impegno al servizio della collettività. E si è svolto ieri sera il Giubileo degli artisti e degli operatori culturali presso la Basilica della Cattedrale. La celebrazione eucaristica è stata presieduta da Sua Eminenza il Cardinale Baldassare Reina in una chiesa gremita di fedeli che hanno seguito emozionati l'evento. Le interviste curate dalla collega Margherita Trupiano. Eminenza, il ritorno ad Agrigento oggi per celebrare il Giubileo degli artisti e degli operatori culturali. Qual è il legame tra preghiera e creatività artistica? Ma intanto fatemi dire una grandissima commozione per il fatto di ritrovarmi qui. Sarei dovuto scendere a San Gerlando il 25 febbraio, purtroppo le condizioni di salute di Papa Francesco me lo hanno impedito e quindi si è pensato, d'intesa con il Vescovo, di recuperare durante questa giornata. E quindi la prima nota è la nota della gioia e la nota della commozione. E rispetto alla domanda il legame è fortissimo, perché sappiamo che attraverso l'arte, attraverso la bellezza in genere si giunge a Dio. Dio, la nota della bellezza è una di quelle che immediatamente rimandano a Dio, quindi sono certo che gli artisti di ieri e di oggi, soprattutto quelli di oggi, sapranno attraverso i loro diversi linguaggi, tutti quelli dell'arte, orientare a Dio un mondo che sembra sempre di più essersi allontanato da Dio. Perché un giubileo proprio per gli artisti? Quale possibilità possono avere in più di altri? Questo è un giubileo particolare, il giubileo della speranza. Penso che mai come in questo tempo abbiamo bisogno di speranza. E la speranza va organizzata, la speranza va veicolata. Sapere che ci sono degli artisti, o ci possono essere degli artisti che attraverso le loro espressioni possono trasmettere la speranza, già questo è un motivo per fare il Giubileo. Inoltre il Giubileo è un'opportunità di grazia e di misericordia offerta a tutti i cristiani attraverso le diverse categorie, e quindi si è pensato anche qui, come in altre parti d'Italia e del mondo, di mettere a disposizione la grazia di Dio anche a favore degli artisti. Quando ero qui partecipavo sempre alla festa di San Calogero, una festa che, come dire, è nel sangue degli agrigentini, e anche questa è una provvidenziale coincidenza. Il messaggio che mi sento di rivolgere agli agrigentini, quindi anche a me stesso, è quello di valorizzare questa festa per un rinnovato slancio nella vita di fede. San Calogero, lo sappiamo, non è soltanto la processione, non è soltanto i momenti di devozione. Io rimanevo sempre colpito dai tanti agrigentini che al mattino presto a piedi scalzi facevano il viaggio a San Calogero. Di fronte a queste scene rimanevo sempre incantato, perché
mi trasmettevano una grandissima fede. Ecco, io spero che anche quest'anno, attraverso la celebrazione della festa di San Calogero, si possa rinnovare questa fede che poi si traduce nella carità. Don Giuseppe Pontillo, oggi la Chiesa Agrigentina celebra il Giubileo per gli artisti e per gli operatori culturali. Come gli artisti e gli operatori culturali possono comunque dare impulso alla magnificenza di Dio e alla bellezza del creato. Mi piace partire con le parole di Paolo VI nel 1964 nella Cappella Sistina agli artisti per la messa alla fine del concilio. Noi abbiamo bisogno di voi. Già Paolo VI aveva inteso che una Chiesa che ha sempre collaborato con il mondo dell'arte e della cultura, producendo le più belle opere artistiche, custodendo un patrimonio che è tutto culturale, ha bisogno di dialogare in forma contemporanea con gli artisti, pittori, scultori, coloro che recitano, coloro che fanno teatro, in tutte le espressioni, con il mondo della cultura, perché proprio la cultura è il luogo nel quale Dio si incarna e decide di parlare all'uomo. Grande successo ieri sera in Piazza Stazione del primo appuntamento delle manifestazioni dedicate a San Calogero, Uvennere a Villa, che ha visto l'esibizione di tanti artisti locali. Il programma proseguirà oggi alle ore 17 con l'ingresso del complesso bandistico The Washington Navel di Ribera. Alle ore 20 la benedizione della nuova vara e a seguire in Piazza Stazione il concerto con Lello Analfino. La prima domenica del 6 luglio l'uscita a mezzogiorno con la processione che si snoderà per il centro storico con l'arrivo alla Porta dell'Addolorata. Prima, alle 10:30, nella Basilica dell'Immacolata, la Santa Messa presieduta da Don Giuseppe Cumbo, alle 21:30 la solenne processione serale e alle 23 la tradizionale maschiata. Intanto vi proponiamo un'esibizione musicale dello spettacolo di ieri sera avvenuto in Piazza Stazione. Dopo 37 anni la statua di marmo bianco è stata scesa dall'altare
del santuario della Maria Santissima del Monte a Racalmuto in una cerimonia aperta a tutti. È stato un evento importante per la comunità racalmutese, sancito con un colpo di cannone nel momento in cui la Madonna del Monte ha toccato terra, un evento che non riguarda solo la devozione ma che affonda le radici nella storia della comunità. Quest'anno infatti ricorre l'85° anniversario dell'elevazione della chiesa del Monte a grande santuario. La statua della Madonna del Monte sarà portata in processione nei giorni della festa che si svolgerà l'11, il 12 e il 13 luglio e sarà per tutto questo tempo collocata all'ingresso del grande santuario. Vediamo ora uno stralcio della manifestazione con l'intervento del sindaco di Racalmuto, Lillo Buongiorno. Una emozione indescrivibile. La Madonna del Monte scende tra noi. Dopo la storica incoronazione del 1938 e la discesa del 1988, oggi viviamo una data straordinaria. E devo ringraziare l'Arciprete Don Carmelo. Devo dare un saluto affettuoso al referente Antonio Luigi e anche al padre Gioacchino per quello che hanno fatto, per come hanno organizzato. E un ringraziamento particolare a tutte le maestranze, alla Ditta dei Fratelli Curto, alla Ditta Leone, a tutte le maestranze una per una. La Madonna ha deciso di scendere tra noi e sono certo che avremo i frutti di questa discesa, perché la Madonna ama i suoi figli racalmutesi e io credo che proteggerà tutti quanti noi, le nostre famiglie e in particolar modo gli anziani, gli ammalati, i portatori di handicap, le persone sole. E noi dobbiamo stringerci in questo momento storico intorno alla stringe della Beata Vergine Maria e spero e mi auguro vorrà stare tra noi il più tempo possibile e ci vorrà abbracciare tutti quanti come noi la abbracceremo con grande devozione. Viva Maria, viva Racalmuto, viva la Madonna del Monte! Viva Maria! Cerimonia di consegna stamani al Liceo Classico Empedocle dei diplomi relativi all'anno scolastico 2024-2025. Contemporaneamente la 14ª edizione del premio Giovanni Finazzi Agro e la 4ª edizione del premio dedicato alla ex dirigente scolastica prematuramente scomparsa Teresa Maria Rita Buscemi. Manifestazione conclusiva dell'anno scolastico con la premiazione dei ragazzi più meritevoli e la cosa anche particolare che contraddistingue il liceo, i premi Finazzi Agro. Sì, oggi è la manifestazione conclusiva di un anno intenso, ricco di attività e di iniziative. Oggi premiamo i nostri studenti più meritevoli, ma in realtà festeggiamo tutta la scuola, perché i ragazzi sono stati tutti meritevoli, tutti bravi, hanno dimostrato il loro valore e il loro attaccamento e dedizione alla scuola e questa festa, come tradizionale giornata di consegna dei diplomi, lo vuole testimoniare. C'è anche un momento molto particolare che sarà la consegna del premio dedicato al ex sindaco di Agrigento, il professore Giovanni Finazzi Agro, e anche il premio dedicato alla preside Maria Teresa Buscemi, già preside del liceo Majorana e colei che ha dato vita al liceo musicale. Quindi sono momenti anche commoventi dove verranno ricordati grazie alle famiglie o ai loro delegati. Abbiamo per esempio in rappresentanza della famiglia Finazzi Agro la dottoressa Emiliotto, mentre la famiglia Tedesco è presente con i figli della dottoressa Buscemi, ricorderanno appunto i loro congiunti e quanto di meritevole hanno fatto per la nostra città e per i nostri studenti, perché alla fine tutto quello che si fa sempre per i giovani, per le nuove generazioni. Altro momento importante sarà la dedicazione della nostra palestra in questo bellissimo luogo, nel cuore della città, alla professoressa Irene Grenci, che è stata docente di questo istituto, è stata anche una mia docente,
e che in tempi non sospetti si è battuta tantissimo per l'autonomia delle donne, per la loro indipendenza, per la loro capacità di scegliersi il proprio posto nel mondo, e ha fatto tanto anche lei per le nuove generazioni, soprattutto impegnandosi sull'attività sportiva. Quindi ricorderemo delle persone che hanno dato tanto, ma questo perché il nostro liceo è il liceo di tutti. Il liceo Empedocle è un'istituzione storica che ha dato i natali a questo tipo di persone, che ancora oggi si batte e si spende per le nuove generazioni. Si conclude l'anno, ma si guarda anche al prossimo. Con quali prospettive, dottoressa Gatto? Sì, le prospettive sono quelle certamente di una scuola moderna che vuole guardare al passato ma per andare sempre avanti. Quindi le prospettive sono nuove progettualità, nuove organizzazioni anche orarie. Stiamo cercando proprio di addensare l'attività scolastica in maniera tale da poter dedicare il sabato ai nostri ragazzi come giornata libera. Questa è una novità, insomma, per cui il Collegio dei Docenti sta portando avanti attraverso i dipartimenti dei progetti di studio e di ricerca della fattibilità, ma naturalmente non perderanno i progetti storici come il debate, come la mobilità studentesca, come il liceo internazionale Cambridge, il potenziamento di matematica correlato alle STEM, tutto quello che naturalmente dà anche qualità e anche, diciamo, peculiarità alla nostra offerta formativa. Assessore, presente a questa manifestazione oggi? Assolutamente sì, non potevamo mancare. Oggi assistiamo al passaggio dal futuro al presente. I nostri ragazzi con la maturità si trasformano magicamente da cittadini del futuro a cittadini del presente. Oggi, come gli anni precedenti, è una bella occasione per incontrare le eccellenze della nostra città. Dottoressa, che ne pensa di questa manifestazione? Lei è presente anche come, diciamo, un nome importante che verrà premiato? Sì. Io sono qua in rappresentanza della famiglia Finazzi Agro per consegnare una borsa di studio ad una eccellenza, ma io dico che questa scuola produca eccellenze e quindi è il fiore all'occhiello di tutta la provincia. Al di là del merito che hanno tutti gli altri istituti scolastici superiori, il liceo Empedocle ha una sua storia e quindi la storia non è altro che le radici che riaffiorano sempre. Mi complimento con gli organizzatori e per la partecipazione sentita da parte dei genitori e degli alunni stessi, anche le autorità, è un complimento un po' a tutti. Grazie, grazie, grazie. Presidente, l'Ordine dei Medici non poteva mancare a questo evento importante oggi? Non poteva mancare perché noi, come lei sa, abbiamo un protocollo d'intesa con il liceo Empedocle per il progetto di curvatura biomedica, un progetto di orientamento che è importante per fare scelte giuste, scelte importanti, per vedere se questa è la loro strada. E oggi sono qua per essere presente e testimoniare a questo punto di arrivo di un percorso, ma che apre altri scenari, apre altre strade per nuove sfide e nuove assunzioni di responsabilità da parte di questi giovani competenti e bravi veramente. Allora, io sono qua presente stamattina perché sono stata la promotrice dell'intitolazione di questo spazio sportivo, della palestra scoperta di questa istituzione scolastica, a un insegnante di educazione fisica che è scomparsa già da una decina d'anni, perché però che meritava per proprio la sua opera di insegnante all'interno di un'istituzione scolastica che ha diffuso i principi sportivi, cioè i principi etici dello sport, operando sempre in campo femminile, perché voglio ricordare che quando insegnava la professoressa Grengi l'educazione fisica era separata per sessi, quindi c'era l'insegnante donna per le alunne e l'insegnante uomo per i maschi, e quindi la signorina Grengi aveva solo alunne e lei è stata per me la precursora delle pari opportunità, perché ha dato veramente a tutte le ragazze che sono state sue alunne o quelle che hanno frequentato questo istituto la possibilità già di conquistare, ai tempi parliamo di anni 60-70, di conquistare anche quella libertà e quella opportunità di poter praticare anche lo sport come lo facevano gli uomini. Un momento di traguardo per tutti i risultati raggiunti in questi 5 anni
un momento di gioia, di serenità e di relax, soprattutto, senza studiare, senza più impegnarsi. Il futuro? Il futuro continuerò a studiare musica per adesso e spero di andare avanti in questo percorso. Un traguardo importante è raggiunto. È la fine di questo bellissimo percorso con questi meravigliosi compagni. È stato veramente un viaggio bellissimo che porterò per sempre nel mio cuore. È un momento che non pensavo sarebbe mai arrivato, però qua siamo. Il futuro è imprevedibile, vediamo che mi aspetterà. Momento bello questo, ma si guarda già al futuro. Certo, già stiamo pensando al conservatorio, al futuro, all'università. Presenze turistiche in calo di quasi il 10% in provincia di Agrigento a fronte di un modesto incremento dell'1,4% di arrivi, lanciato l'allarme di Federalbergo. In merito abbiamo sentito il parere del presidente agrigentino, l'albergatore Francesco Picarella. Francesco Picarella, presidente di Federalberghi. Siamo al 7 luglio, un bilancio di questi 6 mesi di Agrigento Capitale della Cultura, ovviamente dal suo simposio di rappresentante degli operatori del settore alberghiero. Ma sicuramente è un inizio d'anno di grande prospettiva. Diciamo che gennaio, febbraio e marzo, con l'inizio del Mandorla in Fiore, ci sono state tante prenotazioni e soprattutto grande speranza per quest'anno Capitale della Cultura. Poi purtroppo è inutile nasconderlo, giugno comunque è un mese di grandi difficoltà per il turismo nostrano e diciamo che siamo in attesa di capire, ecco, luglio e agosto, quindi le grandi masse, cosa faranno e se appunto fortunatamente proveranno a sceglierci rispetto ad altre destinazioni. Non è diciamo un anno bellissimo purtroppo da questo punto di vista, ci saremmo aspettati diciamo molto di più, ma speriamo che diciamo questi altri 6 mesi possano essere di riscossa per il turismo agrigentino. Abbiamo visto un calo di presenza alla Valle dei Templi, un flusso negativo, una cosa strana insomma. Ma è proprio quello che dicevo, è inutile nascondere che i dati, quelli dell'anno scorso, quelli certificati dalla Regione Sicilia, non ci hanno entusiasmato, perché questa perdita di presenze di quasi il 10% in provincia di Agrigento ci ha fatto storcere il naso e naturalmente anche un po' preoccupare. Inutile nasconderlo, purtroppo il titolo di Capitale della Cultura ha inevitabilmente messo anche una lente di ingrandimento sulla città, con le sue difficoltà, con i suoi problemi, con il suo modo di essere, e quindi inutile nasconderlo, qualche pubblicità negativa è arrivata e quindi noi dobbiamo tenere conto anche insomma di questa lente di ingrandimento sulla città di grandi difficoltà. Però ecco, noi dobbiamo continuare a essere assolutamente positivi e speriamo che diciamo il pubblico, quindi prima fra tutti amministrazione comunale e Regione Sicilia, prendano coscienza insomma che il titolo di Capitale della Cultura è questa enorme quantità di denaro che è arrivata nella città, non si può spendere solo ed esclusivamente per eventi, ma doveva essere almeno una parte investita per servizi. Anche perché di questi tantissimi eventi non si sa nulla, promozione a livello zero, insomma eventi per pochi eletti diciamo. Ma al di là degli eventi per pochi eletti, gli eventi dovevano essere al contrario la cassa di risonanza di una città organizzata, una città che purtroppo con i servizi, primo fra tutti quello dell'acqua, che continua oggi ancora in mancanza dell'apertura del dissalatore, della realizzazione del completamento del dissalatore, continua a mettere in difficoltà non soltanto i cittadini, ma naturalmente anche le strutture che lavorano sul territorio. C'è qualcosa che non è andato per il verso giusto, è il momento sicuramente alla fine dell'anno di tirare le somme e vedere effettivamente che cosa è andato e chi ha da prendersi delle responsabilità se le piglia. E continuano le segnalazioni negative dell'associazione ambientalista Mare Amico dopo il copioso sversamento delle fogne dello scorso maggio sulla spiaggia delle Dune a San Leone. Il problema non si è completamente risolto, come state vedendo appunto dal video che la regia ci sta proponendo. La spiaggia è stata solo parzialmente bonificata e ovviamente permane il divieto di balneazione.
Gli esercenti, afferma Mariamico, sono disperati e annunciano azioni legali nei confronti di AICA e dello stesso comune di Agrigento. Linea alla regia per la pubblicità. Si è concluso ieri sera con la lettura della sentenza da parte della Presidente del Tribunale di Trapani, Daniela Troia, il processo Fimes, nato da un'inchiesta del 2021 sulla gestione regolare del parcheggio nei pressi del Parco Archeologico di Segesta. La sentenza, come si legge nella nota, ha stabilito 5 condanne e 3 assoluzioni. Ce ne parlano i colleghi di Trapani. È arrivata la sentenza per l'operazione Fimes, l'indagine che ha svelato un patto corruttivo legato alla gestione dei parcheggi al Parco Archeologico di Segesta. Il Tribunale di Trapani ha condannato a 6 anni l'imprenditore Leonardo Isca, ritenuto al centro di un sistema di irregolarità nella gestione dell'area sosta del parco, tra fondi pubblici, favoritismi e interessi personali. I giudici hanno riconosciuto Isca colpevole di corruzione e falso per aver gestito il servizio in modo illecito attraverso una delle sue società. A pesare sulla sentenza anche il coinvolgimento di alcuni agenti della Polizia Municipale e di amministratori locali. Condanna ad 8 mesi con pena sospesa per l'ex sindaco di Calatafimi Vito Sciortino e per 2 ex agenti di polizia municipale. Si tratta di Salvatore Caparrotta e Giuseppe Ferrara, che secondo le accuse avrebbero favorito Isca in cambio di vantaggi. Il tribunale ha ritenuto che 3 abbiano avuto un ruolo nella spartizione degli interessi legati alla gestione dei parcheggi. Assolti invece altri 3 imputati, tra cui l'ex vice sindaco di Calatafimi Leonardo Accardo, l'ex assessore Giuseppe Cottone e l'imprenditore Girolamo Ferrara. L'inchiesta avviata nel 2021 dai militari dell'Arme, coordinata dalla Procura di Trapani, aveva svelato un sistema collaudato di gestione opaca con appalti truccati e pressioni politiche. Secondo gli inquirenti, la gestione privata del parcheggio sarebbe stata assegnata attraverso un bando pilotato con gravi omissioni nei controlli da parte delle istituzioni locali. L'inchiesta aveva coinvolto anche il Dipartimento regionale dei beni culturali e alcune sigle associative impegnate nella promozione del sito archeologico. La sentenza conferma le richieste avanzate dalla Procura e rappresenta una svolta in una vicenda che ha scosso il comune di Calatafimi Segesta e il parco stesso, uno dei luoghi simbolo della cultura della nostra Sicilia. Iniziano oggi i saldi in Sicilia. La Presidente della Confcommercio di Palermo invita ad acquistare nei negozi di prossimità per rendere la città anche più vivibile. Ascoltiamo l'intervista dei colleghi di Palermo. A parte la stagione dei saldi, dopo una stagione commerciale certamente non molto significativa per quanto riguarda la propensione al consumo nel settore non alimentare dei consumatori. Perché? Perché i consumatori hanno il freno a mano tirato a causa dell'erosione verso il basso del potere d'acquisto, a causa dell'inflazione, a causa del caro bollette, e quindi adesso ci auguriamo un maggiore dinamismo perché ci sono i saldi che incentivano grazie a degli sconti molto significativi. La nostra previsione è di una spesa a famiglia di circa 140-145 euro, un giro d'affari, un volume d'affari di 200 milioni di euro in Sicilia, con una spesa pro capite di circa 70 euro. E ci auguriamo che anche la propensione verso un clima di sempre maggiore fiducia verso i negozi sotto casa continui e vada ancora più avanti in questo periodo dei saldi, a maggior ragione quando i consumatori vogliono guardarsi giustamente dal prendere delle truffe online. Quindi fidatevi del commerciante sotto casa che c'è adesso e ci sarà domani. Tra l'altro incentivare i consumi sotto casa significa anche mantenere le luci accese nella città ed evitare la desertificazione delle nostre città, quindi è comunque
comunque anche nello spirito non soltanto di un acquisto in mani di cui ci si può fidare, ma anche verso l'interesse collettivo della città. E l'assessore regionale all'energia e ai servizi di pubblica utilità, diretto dall'assessore Colianni, finanzia gli enti pubblici non territoriali che intendono ridurre i consumi energetici dei propri edifici con una dotazione complessiva di oltre 10 milioni di euro. Interventi per l'ecoefficientamento degli edifici pubblici del POFEST 2021-27. Il bando, finalizzato al risparmio energetico e al miglioramento delle strutture esistenti, è stato pubblicato sul portale istituzionale della Regione e prevede che possano parteciparvi sia enti pubblici non economici, università, istituti autonomi, case popolari, camere di commercio, aziende del Servizio Sanitario Nazionale e gli altri enti pubblici non territoriali con sede in Sicilia. I contributi erogati andranno da un minimo di 300.000 euro a un massimo di 6 milioni. 2 milioni per il borgo di San Marco d'Alunzio nel Messinese per finanziare il dissesto idrogeologico, aggiudicati i lavori di messa in sicurezza. Ce ne parlano i colleghi di Messina. La struttura di contrasto del dissesto idrogeologico, guidata dal presidente della regione siciliana, Renato Schifani, interviene a San Marco d'Alunzio, aggiudicando i lavori di messa in sicurezza di Contrada Scresci. Tra le attività di mitigazione del rischio idrogeologico, che ci vedono impegnati su più fronti, commenta il presidente Schifani, quella relativa al consolidamento e alla riqualificazione dei centri urbani, ha per noi una grande importanza perché, oltre a salvaguardare la pubblica incolumità, consente di recuperare e di restituire alla pubblica fruizione quelle aree che risultano particolarmente vulnerabili e che negli anni sono rimaste inibite. Ancora pochi giorni a San Marco d'Alunzio, Borgo dei Nebrodi, noto per il suo castello normanno, risalente al 1061 e per le sue 22 chiese, potranno partire i lavori. Gli uffici diretti da Sergio Tumminello hanno definito la fase dell'aggiudicazione. L'intervento sul versante di Contrada Scresci mira a risolvere tutte le criticità che hanno causato i movimenti franosi degli ultimi 15 anni e che hanno interessato il pendio, nel quale sono peraltro presenti diverse abitazioni. Si tratta di un versante che necessita di opere di consolidamento. Tra le misure contenute nel progetto, la realizzazione di muri di altezza variabile in cemento armato a monte della parete rocciosa, mentre a valle si procederà con un sistema di paratie di pali. Verrà, infine, costruito un sistema di raccolta e smaltimento delle acque superficiali, mediante tubi finestrati. Al via la campagna Codacons e Assofido, quest'estate non abbandonarlo. L'obiettivo dell'iniziativa è quella di rafforzare il senso civico e diffondere una cultura che riconosca negli animali non oggetti ma individui dotati di sensibilità e pienamente tutelati dalla normativa italiana. Sempre da Palermo i colleghi. Anche per l'estate 2025 il Codacons, in sinergia con Assofido, rilancia la campagna Quest'estate non abbandonarlo, un'iniziativa pensata per combattere con forza e determinazione il drammatico fenomeno dell'abbandono degli animali domestici che purtroppo registra ancora numeri preoccupanti nel nostro paese, soprattutto nei mesi estivi. Lasciare un animale per strada non è un gesto superficiale o dettato da necessità, è un crimine, una violazione dei doveri giuridici sanciti dalla legge, dichiara così Francesco Tanasi, giurista e segretario nazionale del Codacons. L'abbandono mina l'integrità fisica e psicologica di un essere senziente e chi lo compie può incorrere in responsabilità anche penali. Non si tratta di una svista, ma di una scelta consapevole e gravemente sanzionabile. La campagna incoraggia ogni cittadino ad essere parte attiva nella tutela degli animali. Chiunque assista a episodi sospetti può inviare foto, video, documenti o dettagli utili a identificare i responsabili. L'obiettivo dell'iniziativa è quello di rafforzare il senso civico e diffondere una cultura che riconosca negli animali non oggetti, ma individui dotati di sensibilità e pienamente tutelati dalla normativa italiana. Il Codacons e Assofido rinnovano il loro impegno concreto nella tutela dei diritti
diritti animali, offrendo competenza giuridica, assistenza pratica e il proprio supporto a chi decide di non voltarsi dall'altra parte. Quest'estate non abbandonarlo è più di uno slogan, è un impegno morale, civile e legale per ognuno di noi. E inizia stasera alle ore 21 al Teatro dell'Efebo con Le Baccanti di Euripide la stagione 2025 del Teatro Classico del Mito, organizzato dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento, il nostro servizio. Inizia stasera 5 luglio alle ore 21 al Teatro dell'Efebo con Le Baccanti di Euripide la stagione 2025 del Teatro Classico e del Mito, organizzato dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento. Le Baccanti, regia di Daniele Salvo, è un progetto di grande impatto scenico e artistico che presta particolare attenzione alla dimensione rituale, simbolica e drammatica del teatro, uno spettacolo che dopo l'esibizione di stasera alla cavea del Giardino Botanico si sposterà a Cipro per rappresentare l'Italia all'International Festival of Ancient Greek Drama. Gli altri appuntamenti della rassegna del Teatro Classico e del Mito, presentati nel corso della conferenza stampa al dottor Achille Contino il 12 giugno scorso, sono: il prossimo 12 luglio Elena di Euripide, regia di Nicasio Anselmo. Il 19 luglio Ovidio, il poeta relegato, Metamorfosi dell'esilio, regia di Daniele Salvo con Ugo Pagliai. Il 31 luglio Anfitrione di Plauto, regia di Emanuele Soffrizzi. Il 2 agosto I Cavalieri, dalla regia di Cinzia Maccagnano. Il 13 agosto Il Pomo della Discordia, regia di Nicola Alberto Rofino. Altri appuntamenti in cartellone previsti sono quelli della rassegna del teatro d'autore e di musica. Il 5 agosto L'anno che verrà, un omaggio a Lucio Dalla, con il lirico siciliano Pier Davide Cartone. Il 16 agosto Il Berretto a Sonagli con Gianfranco Iannuzzo. Il 17 agosto Il Berretto a Sonagli in replica. Il 21 agosto Love Morricone dell'Associazione Coro Lirico Siciliano APS Teatri di Pietra. Il 23 agosto All'ombra del caos dalla regia di Orazio Torrisi. Il 26 agosto Amore e Psiche con Claudio Arrizzo, Elenia Costanza e Paolo Macedonio. Il 30 agosto è la volta del premio Caos Pippo Montalbano, quadri di Olà di Mario Incudine, conclusione della settimana pirandelliana. Il 3 settembre Quasi Papa dalla regia di Antonella Lobianco. Il 12 settembre L'altro figlio dell'Associazione Concordia. Il 14 settembre Colonne Sinfoniche 2025 dell'Accademia Musicale Free Melody. Il 20 settembre si concluderà con la mossa a cura dell'Associazione Concordia. I biglietti disponibili potranno essere acquistati direttamente sul sito www.giardinoefebo.it o al box office di Via Emera. Al via a Sinagra nel Messinese un corso di giardinaggio. Saranno proposte informazioni basilari necessarie per allestire, piantare e curare un orto. I colleghi di Messina. Ti piace? Mamma mia. Si è svolta nei giorni scorsi a Sinagra la prima lezione del corso di giardinaggio edizione 2025. Il corso, organizzato dalla famiglia Russo in collaborazione con la Proloco Sinagra e il comune di Sinagra, nasce per ricordare la signora Rosina Pintabona, cittadina sinagrese che amava condividere con il prossimo il proprio amore per i fiori e tutte le pratiche utili per la coltivazione delle piante. La prima lezione orientata all'uso dei fiori commestibili si è tenuta nei locali della Proloco Sinagra a cura del dottor Giuseppe Fogliani. Moderatore dell'evento è stato Michele Isgrò. Giuseppe, oggi a Sinagra per una iniziativa che ricorda una persona che amava i fiori, ma è un'iniziativa che è un unicum nel nostro territorio, un corso di giardinaggio tanto partecipato. Ma cosa hai provato nel vedere tutta questa gente che veramente sentiva con passione l'argomento dei fiori? Ma difficilmente si incontrano platee così realmente interessate e non diciamo platee di facciata. Siamo abituati a conferenze che lasciano il tempo che trovano e fino a se stessa. Qui invece c'è un insieme di persone interessate alla conoscenza, interessate a uno scambio reciproco. Ci siamo confidati sostanzialmente. Io ho dato delle indicazioni di mia conoscenza, loro hanno dato delle indicazioni di loro conoscenza a me, c'è stata un'integrazione. E questo è alla base
dello sviluppo di una società, è una cosa civile, bella e auspicabile, e complimenti a questa associazione, al comune, insomma alle volontà, a Michele, che sono capaci di organizzare una cosa del genere. Spero si possa ripetere, è veramente 10 e lode. Qual è la domanda che hai ricevuto che ti ha colpito di più? Non è proprio tanto non c'è stata una domanda, perché in generale sono sempre domande curiose. Quello che mi colpisce, che è la cosa simpatica, è la stranezza, dico anche questo si mangia, e quindi c'è la felicità in viso della scoperta, che è una cosa bellissima, e quindi c'è un'interazione che è veramente sinergica, che è bella. Tutte le domande sono state belle e interessanti, e hanno portato a uno scambio di opinioni interessante. Complimenti. Ecco, uscire dal campo, tu li produci, li proponi, ma oggi trovarti in questo ambiente, cosa hai provato? Entrando a Sinagra, un comune fiorito che fa del fiore proprio l'emblema anche di promozione turistica. Ma ho visto una cosa che francamente non mi aspettavo. Ho visto una volontà, una sinergia di intenti che non lo trovo nelle altre città. È un elemento, questo invece, che dovrebbe essere preso a modello, veicolato e distribuito, ripetuto, preso ad esempio. È così che si fa, si costruisce, non tanto per il tema green, che va tanto di moda, ma si costruisce in senso sostenibile, costruire in senso lato, ecco, non nel senso del mattone. Cioè si fanno delle cose costruende perché c'è una speculazione sostenibile, c'è un interesse di tutti a vivere una comunità felice per quello che si possa fare, ecco, diciamo. E qui ho trovato questa essenza, questa volontà. Ti piace? Mamma mia. E questo è tutto per l'edizione odierna di TVA Notizie. I programmi di TVA vi ricordiamo che si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre, per chi ha le smart TV, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv, e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15, alle 20, con replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi si possono visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto per oggi, e vi auguriamo un buon fine settimana.